È possibile costruire sicurezza quando il reddito cambia, si interrompe o si ridisegna nel tempo? E cosa significa davvero pianificare il proprio futuro da lavoratore autonomo? Come si costruisce uno scudo capace di coprire sia le spese quotidiane, sia i traguardi a lungo termine? In questa puntata scopriamo perché la previdenza è la vera assicurazione sulla vita professionale. Benvenuti a Conti alla mano. Ciao, sono Gianluca Dotti e questo è Conti alla mano, lo spazio di BVR Banca Veneto Centrale in collaborazione con il Giornale di Vicenza dedicato all'educazione finanziaria che parla la lingua di tutti i giorni. In ogni episodio, insieme a un esperto della banca e a un ospite, esploriamo le scelte economiche che contano, dal primo risparmio alla tutela della famiglia, dai mutui alla previdenza integrativa, per dare risposte concrete ai progetti di domani. In questa chiacchierata abbiamo con noi Claudia, che è una content creator che trovate online con il nickname God Save the Breakfast, e Alessandro, che è il responsabile finanza, retail e assicurazioni di BVR, Banca Veneto Centrale. Allora, lo dicevamo nell'introduzione, il tema di questa puntata è la previdenza integrativa. Io partirei da te, Alessandro, per farci spiegare veramente in una nutshell, come si dice, che cos'è e a che cosa serve la previdenza integrativa. Quando parliamo di previdenza parliamo chiaramente di pensione. Conosciamo tutti la pensione pubblica, cioè quella che ci garantisce lo Stato, diciamo. La previdenza integrativa nasce appunto per integrare quella che è la pensione pubblica, cioè quella che ci dà lo Stato. Per anni siamo stati abituati che la pensione pubblica era sufficiente, diciamo, per garantirci un tenore di vita adeguato anche nel momento in cui smettevamo di lavorare. Oggi purtroppo non è più così e quindi è emerso la necessità della previdenza integrativa, quindi che ognuno di noi pensi a integrare quella che è la pensione pubblica che ci dà lo Stato. E che cos'è questa previdenza integrativa? Claudia credo lo sappia bene perché come tanti liberi professionisti come te, insomma, è un'esigenza che si sente, come dire, sempre più forte. Allora io partirei, Claudia, proprio da farci raccontare chi sei, cosa fai, ma anche e soprattutto come ti sei approcciato, che domande ti fai quando pensi al fantastico mondo della pensione, prima pubblica e poi che diventa anche integrata. Allora, io sono Claudia appunto, come, ben dicevi, sono una content creator, quindi una professione abbastanza nuova, molto attuale, sono quindi una freelance, ho partita IVA, lo facevo inizialmente come passione e poi è diventato lavoro a tutti gli effetti e ho partita IVA ormai da 5 anni, 5-6 anni. E come ben avete detto è un mondo molto incerto. Allora, se passiamo già al futuro, quindi quello della pensione è incerto a prescindere, perché appunto, come ben diceva Alessandro, oggi non è più sufficiente. Se sei in partita IVA lo è ancor meno e quindi soprattutto grazie a mio padre che mi ha fatto riflettere su questo punto già da un po' di tempo, mi sono convinta ad aprire un fondo che, come dicevo anche ad Alessandro, è un fondo però che io ho creato come un classico fondo azionario, Azionario? azionario. Sì. Però non è un fondo pensione vero e proprio perché proprio per l'incertezza di cui chi fa il mio lavoro è costantemente sobbarcato perché insomma oggi lavoro, domani non lo so, ho pensato di creare un fondo a cui posso attingere. Quindi non un fondo pensione vero e proprio, il quale infatti non si potrebbe toccare, giusto Alessandro? Correggimi tu se dico qualcosa di Diciamo che sbagliato. è destinato chiaramente a integrare la pensione, quindi Ah. l'obiettivo è che rimanga fino alla pensione. Poi comunque ci sono delle possibilità in realtà in caso di necessità particolari anche di attingere dal fondo pensione.
Claudia, farei un piccolo passo indietro, Sì. nel senso che tu raccontavi, insomma, che grazie anche a chi ti sta intorno, magari qualche suggerimento, hai anzitutto avuto la scintilla del dire devo occuparmi Mm. del futuro con un progetto, diciamo, che vada avanti nel tempo. Partiamo proprio da quali sono i tuoi obiettivi o comunque ciò che ti permette di stare più tranquilla, cioè qual è il risultato che vorresti avere al di là dello strumento scelto? Intendi a livello di numeri proprio No, a o a livello, no, a livello livello proprio empatico proprio. Allora, quello che vorrei riuscire a ottenere è arrivare all'età della pensione che neanche ci penso adesso a quale potrebbe essere, anche perché voglio immaginarmi il mio lavoro come qualcosa che vada anche oltre, essendo proprio qualcosa che è passione pura, cioè per quanto lavoro che magari può andare anche oltre magari quello che è il classico, poi non lo so. Comunque arrivare a quel momento, sentendomi appunto coperta e sicura di poter, essere indipendente e non dover contare magari su persone extra che potrebbero essere intorno magari figli o parenti o in dovermi magari indebitare addirittura per, riuscire a sopravvivere, perché si parla cioè proprio di sopravvivenza ormai. Infatti mi sono informata su quella che è, la media della pensione in Italia per freelance e quando l'ho letto ho detto: "Okay, sì, è il momento di farlo adesso". Io ho 30 anni e l'ho fatto 1 annetto fa, e non so se sono stata previdente, cioè se sono in ritardo, in anticipo, non so quale sia la media in cui una persona fa un fondo pensione in Italia, ma io mi sono sentita che fosse il momento proprio perché ho detto, cioè, la situazione qua è grave. Ho letto che comunque la media pensionistica è di intorno ai 700-800 euro per una, non so, correggimi se sbaglio, per una freelance, quindi ho detto forse è meglio se iniziamo a mettere da parte qualcosa perché appunto magari iniziando prima può essere una somma un po' più leggera piuttosto che farlo tra 10 anni con una somma più cospicua che diventa anche magari difficile da sostenere. Quindi questo è stato il mio pensiero, ecco. Chiarissimo il ragionamento, chiarissimo anche diciamo, il contesto in cui, come dicevi tu Alessandro, la parte pubblica diventa difficile come sussistenza minima e quindi insomma ci sono dei bisogni, poi quando si guarda al futuro un po' tutti noi no, ci chiediamo sarà sufficiente, come posso organizzarmi. Claudia ci ha dato un sacco di spunti Sì, interessanti, sì. l'età d'accesso, di inizio, insomma, qual è la tua esperienza? Sì, beh, allora innanzitutto, Claudia, come dire, complimenti perché ti sei approcciata molto giovane a questa tematica. Molti fanno fatica perché chiaramente la pensione è una cosa molto lontana quando cominciamo a lavorare, no? Quindi è molto più facile vedere le cose che sono vicine a noi rispetto a quelle che accadranno tra molti anni. Quindi ecco, 30 anni è un ottimo punto di inizio, addirittura 29 se l'hai fatto un anno fa, un ottimo punto di inizio ecco, per costruire la propria previdenza integrativa. Ad esempio, se un lavoratore comincia a versare a 30 anni con poco più di 200 euro al mese, dovrebbe riuscire a garantirsi una reddita intorno ai 500 euro di pensione integrativa. Se uno comincia a 50 anni, per avere gli stessi 500 euro dovrebbe versarne 750 al mese. Quindi partire presto è una cosa fondamentale per riuscire a costruirsi una previdenza integrativa riducendo lo sforzo, cioè con uno sforzo che sia poi sostenibile nel corso dell'intera carriera lavorativa. Più tardi si comincia, più è difficile riuscire, più lo sforzo è maggiore per riuscire a costruirsi ecco, questa previdenza integrativa. Ecco, un altro aspetto che hai toccato, Claudia, è lo strumento con cui mettere da parte no, una parte delle nostre risorse finanziarie appunto in vista della pensione. Allora, sicuramente si può fare in vari modi. Lo strumento ideale che è previsto anche proprio dalla normativa italiana è il fondo pensione. Ce ne sono di vari tipi, ci sono i fondi negoziali che però sono riservati prevalentemente ai lavoratori dipendenti. Poi c'è tutta una serie, un'offerta di fondi pensione
diciamo privati, cioè proposti dalle banche e dalle assicurazioni, dove tutti possono aderire e sono in particolare, diciamo, il punto d'approdo, no, per i lavoratori autonomi. E, ecco, il fondo pensione, come dicevo, è previsto dalla normativa. La normativa prevede per questo tipo di investimento, che ha una finalità prettamente previdenziale, quindi per costruirsi una pensione, prevede delle agevolazioni fiscali. La principale agevolazione è la possibilità di dedurre quello che versiamo nel fondo pensione. Dedurre vuol dire che lo andiamo a togliere dal nostro reddito imponibile, quindi su quella parte, diciamo, che versiamo al fondo pensione non dobbiamo pagare la tassazione, diciamo, consueta. C'è un limite che è di 5.300 euro all'anno, che è stato innalzato proprio quest'anno. Che vuol dire più o meno 500 al mese Esatto, scarsi. esattamente. Ecco, questo è un grosso vantaggio perché appunto la tassazione è importante, diciamo, su queste somme. Oltre a questo c'è un'agevolazione anche sui rendimenti del fondo pensione, cioè sul guadagno che questo investimento produce, paga una tassazione agevolata rispetto agli investimenti normali. Un'ulteriore agevolazione non di carattere fiscale del fondo pensione è che è impignorabile e insequestrabile, quindi proprio per la finalità previdenziale che ha, lo Stato dà una tutela particolare a questo investimento. Quindi anche nel caso in cui, insomma, ci fossero dei problemi nel nostro percorso di vita, ecco, quella somma è destinata alla nostra pensione, quindi è, diciamo, è particolarmente tutelata. Ecco. Per cui sicuramente si può fare in vari modi, mettere da parte dei soldi per la pensione, sicuramente in Italia, diciamo, lo strumento più adeguato è quello del fondo pensione. Chiaro che se da una parte ha delle agevolazioni, dall'altra parte lo Stato vuole assicurarsi, no, che questi soldi vengano effettivamente però poi messi da parte per una finalità previdenziale. Cioè non è che a un certo punto decidiamo di usarli per qualcos'altro. E Questo infatti vuol dire che ci sono dei vincoli. I soldi che versiamo nel fondo pensione, in linea di massima, devono rimanere là, li potremo prendere nel momento in cui andiamo in pensione. In quel momento, con quella somma, potremo chiedere, diciamo, una rendita e quindi un'integrazione della nostra pensione. In realtà però lo Stato ci dà anche delle possibilità di prendere prima questi soldi, però solo in determinati casi, diciamo, di una certa importanza. In particolare si può prendere dopo 8 anni fino al 75% di quello che abbiamo versato, lo possiamo prendere per acquistare o ristrutturare la prima casa, per noi o anche per i nostri figli. Sempre dopo 8 anni possiamo prendere il 30% di quello che abbiamo versato, in questo caso senza dover dichiarare una finalità, quindi per qualsiasi esigenza noi abbiamo. L'ultima possibilità di anticipazione è per spese mediche di una certa gravità. In quel caso non c'è un limite temporale, lo possiamo fare fin da subito, e anche lì il limite massimo è il 75% di quello che abbiamo versato. Quindi nel caso in cui questi eventi, no, soprattutto l'acquisto della casa o spese mediche di particolare gravità, ecco, in quel caso lo Stato ci permette di andare a prendere anche i soldi che avevamo messo là per la nostra previdenza integrativa. Poi ci sono altre cose che possono succedere, principalmente legate alla nostra vita lavorativa. Quindi anche nel caso in cui ci si trovi in uno stato di disoccupazione per almeno 12 mesi, dopo un anno sostanzialmente di disoccupazione possiamo chiedere il 50% di quello che abbiamo versato. Nel caso in cui questa disoccupazione si protragga per più di 4 anni, ecco, dopo 4 anni possiamo chiedere anche l'altro 50%, o diciamo, ecco, tutto il 100% di quello che abbiamo versato. Ecco, queste sono le casistiche principali in base alle quali possiamo prendere i soldi, diciamo, che sono dentro il nostro fondo pensione anche prima di andare in pensione. Grazie Alessandro, insomma ci hai raccontato quali sono anche tutte le caratteristiche e le tecnicalità, insomma, di questo strumento. Claudia, torno da te perché, insomma, lo accennavi un po' anche prima, prima ancora di scegliere lo strumento specifico, il tema sono quali sono le, tra virgolette, libertà o opzioni che ti vuoi tenere per il futuro in un momento di, come dire, necessaria incertezza su quello che verrà. Poi, insomma, come abbiamo capito, tu Claudia hai iniziato molto giovane questa operazione, quindi ovviamente poi col proseguo della carriera le possibilità sono tante.
quali sono le libertà che senti più importanti, anche sentendo quello che Alessandro ci spiegava, quali tra queste pensi siano più di valore per una situazione come la tua? Allora, intanto hai detto delle informazioni di cui non ero a conoscenza, quindi non sapevo ad esempio che si potesse, dopo 88 anni, comunque prelevare una somma per l'acquisto della casa. Questo ad esempio per me era un punto molto importante, perché qualora io ad esempio dovessi acquistare una casa, ehm, e dovessi aver bisogno di un supporto maggiore, per me sarebbe molto importante poter accedere a questo denaro, insomma. Quindi questo sicuramente è un punto. Sapevo dell'accesso per motivi di salute e anche questo è un punto importante e quindi devo dire che questi sono i motivi principali per cui ho scelto quell'opzione piuttosto che un fondo pensione classico. Quindi devo ammettere che sapendo queste cose, ora non dico che potrei cambiare, però lo potrei fare con una sicurezza maggiore, ecco. Quindi principalmente questo. E poi ovviamente in caso di ehm, meno lavoro, meno quantità di lavoro e quindi una, come si dice, Una garanzia, una sì, certezza. una garanzia maggiore, cioè un flusso economico, diciamo, maggiore. ehm, Sicuramente questo è un altro dei motivi per cui ho scelto quell'opzione. Ehm, quindi queste sono le incertezze più grandi, ecco. Certo. Mm. Grazie Claudia. Non so se ho risposto alla domanda. Assolutamente sì, io volevo andare da Alessandro per chiedere, al di là del caso specifico di Claudia, quali sono le situazioni che più spesso vi capita di incontrare, cioè la scelta ce n'è una più frequente di un'altra, ci sono anche situazioni in cui magari si decide di combinare più soluzioni assieme per trovare un equilibrio che la persona ritiene giusta tra sicurezza, prospettiva, libertà, insomma, qual è dal tuo osservatorio la situazione che vedi? Beh, allora, diciamo che nella consulenza legata alla previdenza chiaramente si parte da cercare di capire quanto dovrebbe la necessità di integrazione della pensione. Da quella si riesce a capire anche quanto uno dovrebbe accantonare, no, mensilmente o annualmente per riuscire ad arrivare a quell'obiettivo. Ecco, partendo poi da questo presupposto, chiaramente un aspetto molto importante è gli anni che si hanno davanti, come dicevamo prima, più anni abbiamo meglio è. È meglio perché chiaramente l'impegno mensile che abbiamo è un po' più basso, è meglio anche perché più anni abbiamo davanti, più possiamo dedicare, diciamo, il nostro investimento nei mercati azionari, perché che sappiamo che magari nel breve periodo sono quelli che oscillano un po' di più, ma nel lungo periodo sono quelli che danno i risultati maggiori. Per cui anche per questo è molto importante partire molto presto. Nelle nostre, diciamo, nelle casistiche che ci troviamo di fronte più spesso, beh, ecco, notiamo magari che i più giovani, come Claudia, sentono di più questo tema della previdenza integrativa. È più difficile magari, ecco, sulle persone magari che hanno famiglia, dove fanno più fatica a rinunciare a una parte del proprio reddito per metterla da una parte in vista della pensione, diciamo. Si trovano con impegni ovviamente no, che tutti abbiamo molto importanti e quindi magari hanno già un mutuo, hanno già altre spese, i figli ovviamente, per cui è difficile riuscire a rinunciare. Il messaggio che cerchiamo di passare è comunque di cercare di guardare avanti, di vedere il futuro, non solo il presente. Claudia, diciamo la scintilla, no, che ti ha fatto pensare alla previdenza è aver visto quanto potrebbe essere la tua pensione in futuro. Ecco, un elemento tecnico in questo caso, ecco, si parla di tasso di sostituzione. Cos'è il tasso di sostituzione? È il rapporto tra la prima pensione che prenderò e l'ultimo stipendio. Quindi mi dice quanto meno prenderò sostanzialmente nel momento in cui vado in pensione. Chiaramente è una stima che si fa per molti anni più avanti. E ecco, se una volta un lavoratore dipendente andava in pensione con l'85% del suo ultimo reddito,
tra 10-20 anni andremo in pensione con il 60%, un lavoratore dipendente. Un lavoratore autonomo si stima intorno al 45%. Molto bene. Quindi cosa vuol dire? Che da un giorno all'altro uno smette di lavorare e si trova con meno di metà del proprio reddito. Ecco, questo è un aspetto molto, come dire, importante da cercare di tenere presente. Se oggi con il reddito pieno faccio fatica, no, a mantenere tutte le mie spese, probabilmente devo cercare di contenere qualche spesa e di mettere da parte qualcosa per il mio futuro. Volevo fare una domanda a entrambi, ragionando, diciamo, di quella che è la fine della carriera lavorativa, quindi l'età pensionabile, come insomma spesso la si definisce, in due ottiche. Allora, la prima è come si legano gli strumenti che ci ha raccontato con la soglia dell'età pensionabile, che sappiamo poi evolvere a sua volta nel tempo, e l'altra cosa che invece a me incuriosiva è anche nel dialogo con i tuoi coetanei, i tuoi colleghi che magari fanno un lavoro simile al tuo, cosa vi immaginate e come vi figurate, no, il momento, che è importante pianificare in anticipo anche della parte finale della carriera lavorativa e quindi quello che viene dopo. Partiamo da te, Alessandro. Diciamo che il fondo pensione è possibile chiedere quella che si chiama la prestazione finale, cioè l'erogazione della rendita, nel momento in cui abbiamo accesso alla pensione pubblica. Quindi è direttamente collegato alla pensione pubblica. Non c'è in realtà un obbligo di chiederlo in quel momento. Se uno non avesse necessità, potrebbe anche lasciargli il fondo pensione, come qualsiasi altro investimento, e lasciarlo andare avanti. Quindi diciamo che una soglia minima ci dice qual è il primo momento in cui si può attivare questo strumento e poi sta alla libertà di ciascuno decidere se... Esatto. Perfetto, chiarissimo. Claudia, allora, discorsi sul futuro che insomma ci rendiamo conto sia un futuro abbastanza lontano perché hai da pochi anni iniziato il tuo percorso professionale, però insomma è un ragionamento che immagino ritorni ogni tanto nelle chiacchierate con colleghi e amici. Sì, immagino di fare abbastanza fatica ad immaginarmi quel momento e non so se ad esempio quando arriverà l'età pensionistica svolgerò ancora il lavoro attuale. Io sono certa che a meno che qualora proprio non andasse proprio male, rimarrò freelance. E quindi sono abbastanza certa che comunque la pensione e il problema rimarrà più o meno quello, cioè quindi non mi immagino ad esempio cambiare vita e fra 2 anni diventare dipendente perché non fa parte del mio essere, quindi sicuramente continuerò su questa strada. Sarà sicuramente difficile, ammetto che non se ne parla spesso tra coetanei. Quindi non ho nemmeno una visione, un'idea di quello che pensino altri colleghi, amici della stessa età. Anche perché appunto non ho neanche troppi amici che hanno un lavoro da freelance e che quindi si trovano nella mia stessa posizione. Infatti molto spesso per questo mi sento molto abbandonata, cioè non ci si confronta spesso ed è comunque anche una tematica difficile da affrontare, quella economica tendenzialmente, e specialmente in questo contesto in cui poche persone con cui sono spesso a contatto sanno veramente cosa vuol dire o persone che magari ci sono passate. Come vi dicevo, la scintilla, oltre a a quello che potrebbe essere l'ammontare della mia pensione, me l'ha data anche mio padre, proprio perché i miei genitori hanno un'attività commerciale, quindi sono anche sì partite IVA, diciamo, e come ben diceva Alessandro prima, fino a 10 anni fa avevano degli impegni, delle responsabilità nei confronti, ad esempio, di figli, perché siamo in 3 fratelli, mutuo, attività, per cui non avevano proprio magari la possibilità di mettere da parte questi soldi, come ben dicevi, e quindi non perché non volessero, ma magari non potevano, hanno rimandato e si sono trovati ad un'età
avanzata, diciamo, a doverlo fare, e quindi è proprio per questo che mi ha consigliato: "No Claudia, fallo prima", cioè te lo dico per esperienza. Quindi questo magari sicuramente, mi ha aiutato, ecco. La domanda che ci vedo Mh. tra le parole di Claudia è qual è il tipo di cultura finanziaria che voi vi trovate davanti? Perché insomma, per varie ragioni, no? Un po' magari la ritrosia a parlare di questi temi con gli amici o quando si è nelle occasioni sociali, un po' perché magari non ci sei mai occupato, un po' perché è un tema anche nuovo, visto che i trend che ci ha raccontato Alessandro sono comunque relativamente recenti in termini di percorso di vita. Qual è la situazione che vi trovate davanti e come vi muovete per dare una mano? Allora, sicuramente no, il trend pensionistico in realtà è in essere da molti anni, perché già dai primi anni 90 che sono state fatte una serie di riforme per andare a sostanzialmente ridurre le pensioni, perché era un sistema che non stava più in equilibrio. Quindi non è certo una novità, è da tanti anni che se ne parla. Qual è il principale problema? Che in realtà è una cosa che ancora non vediamo nella realtà, perché chi è andato in pensione negli anni scorsi ha comunque goduto di regimi, diciamo, pensionistici ancora buoni, ancora possiamo dire oggi no, privilegiati rispetto a quelli che troveremo noi. Per cui uno dei principali problemi è proprio questo, che non è una realtà con cui le persone si scontrano, vedono magari i propri genitori o persone, insomma, comunque che sono già andate in pensione, che tutto sommato non hanno questo problema e quindi fanno fatica a percepirlo. E questo è uno dei principali problemi che abbiamo, riuscire a far capire che in realtà la situazione cambierà, e nel momento in cui lo vedremo, per molti potrebbe essere troppo tardi per porvi riparo. E quindi ecco, cercare, come dicevo prima, di avere lo sguardo sul futuro e non solo sul presente. Sì, perché sono percorsi che richiedono intrinsecamente un arco temporale lungo, quindi muoversi last minute non può Non funzionare, funziona, per esatto. definizione. Mi veniva in mente un altro punto, perché tu Claudia prima sottolineavi il tema dell'incertezza di chi fa un lavoro da freelance legato anche al mondo digitale, che sappiamo poter avere anche delle naturali oscillazioni, molto in positivo, un po' meno in negativo. Allo stesso tempo tu Alessandro ci dicevi sì, gli strumenti, i fondi integrativi pensionistici ci danno anche l'opportunità di far scattare delle opzioni nel caso in cui ci sia una disoccupazione, eccetera. Allora, la domanda che vorrei fare, sia dal punto di vista più, come dire, in prima persona di chi lo sta facendo, sia dal punto di vista tecnico, è: e se invece il reddito cala temporaneamente, quindi non avessi più la disponibilità o la voglia di magari per un anno fare questo investimento e quindi interromperlo? È una possibilità che tu hai preso in considerazione e che tecnicamente si può fare? Mi fa molto piacere, perché sarebbe stata la prossima domanda che avrei voluto fare ad Alessandro. Cioè se posso ad esempio abbassare, la rata mensile del fondo. Io personalmente lo prenderei in considerazione, cioè almeno sulla mia tipologia di fondo è una cosa che mi permetterei di fare, ecco. Non so se su un fondo pensione classico sia Sì, sì, sul fondo possibile. pensione i versamenti sono sempre liberi, Mh. quindi si può impostare un piano di versamenti, che è quello che consigliamo, perché crea anche un impegno, come dire, morale, no? Nell'effettuare i versamenti, nell'essere costante sui versamenti, però in realtà uno potrebbe anche decidere anno per anno quanto versare e anche di non versare nulla. Quindi Perfetto. c'è assoluta libertà nel determinare quanto versare. Chiaramente, ecco, come dicevo prima, è comunque importante che ci sia un ingaggio, no, da parte Mh-mh. di chi apre questo fondo pensione, di impegnarsi, ecco, per riuscire a versare, perché è solo versando con costanza negli anni che si riesce a costruire, ecco, una previdenza integrativa sufficiente. Una domanda numerica. Prima citavi che la soglia fino a cui si ha un'agevolazione anche fiscale è poco sopra i 5.000 euro l'anno. Nei vostri, diciamo, suggerimenti che date, come date, diciamo, l'indicazione della taratura della quantità di versamento annuo rispetto a questi 5.000? Cioè 5.000 è il consiglio che date a tutti, in realtà per qualcuno potrebbe aver senso fare di più, qualcuno può aver senso fermarsi un pochino prima.
come ci si orienta? Allora, diciamo che la soluzione ottimale sarebbe stimare il gap pensionistico e capire quanto serve per colmarlo. Chiaramente però è un esercizio che richiede delle stime che magari sono anche un po' complesse, anche semplicemente da comprendere. Come dicevo prima, la cosa più importante è partire il prima possibile. Per cui l'approccio più semplice è quanto sia in grado di mettere da parte, di dedicare magari non tutto, ma una parte al fondo pensione. Quindi un approccio abbastanza semplice che parte da capacità di risparmio sostanzialmente di chi apre il fondo pensione. E ripeto, l'importante è partire e non pretendere, no, sempre la perfezione, se no si rischia sempre di rinviare, ma partire e cominciare a costruire la propria pensione. Claudia, se ce l'hai, la domanda che non hai mai osato fare. Ma allora, in realtà penso l'abbia già detta un po' prima, cioè qual è la somma minima per avere un gruzzoletto spendibile poi con cui partire adesso. Io non so se si possa dire, metto da parte 200 euro al mese per quella pensione. Beh, come dicevo prima, chiaramente si basa su una serie di stime, no, cioè stiamo cercando di stimare cosa succede da qua a 30-40 anni, per cui, però ecco, una stima, ecco, con 200 euro al mese si riesca a integrare poi la pensione pubblica con altri 500 euro di pensione integrativa. Per cui, ecco, partendo così presto è già una somma che permette di costruire un certo gruzzoletto, ecco, per integrare poi la rendita. Chiaro che poi bisogna tenere presente che se andiamo ad attingere dal fondo pensione, poi dovremo reintegrare per riuscire a non perdere questo obiettivo. E, ecco, anche da questo punto di vista, diciamo, se uno non ritiene di avere competenze sufficienti per gestire, no, questa parte dei propri investimenti, sicuramente anche l'aiuto di un consulente per decidere la tipologia di investimento e gestire tutte le particolarità e le possibilità fiscali anche che lo strumento offre. Ecco, sicuramente avere un consulente che ci aiuta può essere una buona idea. E allora chiedo aiuto al consulente per un'ultima domanda su cui poi vorrei sollecitare anche Claudia, e cioè come suggerite di combinare l'attività di previdenza integrativa con altre, diciamo, spese fisse che possono essere per esempio quella del mutuo oppure altri generi, diciamo, di progettualità a lungo termine, cioè come tenere insieme i vari pezzi? Allora, è chiaro che O sono un po', diciamo, escludenti l'una rispetto no, all'altra? sono in realtà perfettamente integrati in un'ottica di pianificazione finanziaria complessiva. Pianificazione finanziaria parte dalle risorse finanziarie che uno ha e cerca di indirizzarle al meglio per raggiungere gli obiettivi. Uno degli obiettivi magari è acquistare appunto una casa e quindi una parte delle nostre risorse finanziarie andrà nella rata del mutuo. Questo però non esclude l'obiettivo di crearsi una previdenza e quindi bisogna cercare nell'ambito delle proprie risorse finanziarie di allocarle, no? Termine corretto, nel modo migliore per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi ecco, anche nel caso in cui magari uno debba accendere un mutuo, ecco, tenere conto che del proprio reddito disponibile, non tener conto che una parte deve andare anche alla previdenza. Commenti, Claudia? Sì, cioè, nel senso che, come vi dicevo prima, l'idea di comprare una casa e fare quindi un mutuo è uno di quei temi che preoccupa, soprattutto quando non si ha quella certezza. Cioè può essere che un mese vada molto bene, il mese dopo così così, quello dopo ancora bene, quindi in questa oscillazione continua l'idea di avere delle spese fisse preoccupa, cioè crea comunque della preoccupazione appunto, e quindi sicuramente l'aiuto di un consulente aiuta, dall'altra parte comunque quello che è l'andamento lavorativo non è prevedibile, quindi a prescindere magari sicuramente capire e riuscire a trovare una quadra rispetto a tutta questa situazione penso sia molto importante, ecco, cioè un supporto non da poco.
trovare la tranquillità in uno scenario lavorativamente di incertezza ineliminabile. Mhm. Ed è qui che date una mano. Ed è qui che credo, no, che Claudia debba impegnarsi nel proprio lavoro e magari lasciare a un consulente invece gestire gli aspetti, dare una mano, ecco, nella gestione degli aspetti finanziari, perché poi chiaramente gli obiettivi ognuno decide i propri e il consulente aiuta, ecco, nel cercare di raggiungerli. Sì, magari è anche più semplice riuscire a farlo in modo distaccato, ecco, cioè non con le paure che ci sono dentro di me, ad esempio, cioè una persona che è al di fuori lo fa con magari, anzi sicuramente una facilità maggiore, quindi questo potrebbe essere un valido aiuto, sì. Insomma, in modo che insomma, l'analisi e la progettualità sia guidata anche in modo insomma, razionale, oltre che Esatto. ben informato. Insomma, mi sentirei di dire, tanti spunti sono emersi in questa chiacchierata, la situazione va analizzata insomma, caso per caso e ovviamente il primo passo è quello, come ci racconta la storia di Claudia, di prendere consapevolezza che il tema della previdenza integrativa è un tema da affrontare, da fare per bene, guardando allo scenario e tenendosi anche quell'arco di tempo che è importante avere affinché questo tipo di progettualità poi dia i risultati sperati. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, lasciatemi ringraziarvi ancora una volta a partire da Claudia che, come abbiamo raccontato, di mestiere fa la content creator, la trovate online con il nickname God Save the Breakfast, e alla mia destra Alessandro che lavora in BVR Banca Veneto Centrale, in particolare è il responsabile retail e assicurazioni. Grazie per questa bella chiacchierata. Grazie mille a voi. Grazie a voi. In sintesi, costruire una previdenza integrativa per il lavoratore autonomo è una scelta di responsabilità e di consapevolezza. La pianificazione previdenziale trasforma l'incertezza in un progetto solido, garantendo che lo stile di vita e i traguardi raggiunti restino al riparo dagli imprevisti. Per approfondire questi temi è possibile consultare i dettagli sul sito di BVR Banca Veneto Centrale o rivolgersi ai consulenti nelle filiali del territorio. Io vi aspetto nel prossimo episodio di Conti alla mano. Da Gianluca Dotti un saluto e alla prossima. Ciao!